Non si è ancora goduto abbastanza per i 3 punti salvezza conquistati domenica a Taranto che per l'Acragas arriva una dichiarazione che non è una resa, ma ci somiglia. È il presidente Silvio Alessi a parlare facendo il punto della riunione societaria che praticamente non ha portato a nulla di nuovo, smendendo di fatto l'esistenza di nuove persone intenzionate ad entrare nel Consiglio di amministrazione. Altro che nuove cordate, ed è un peccato che all'indomani di una vittoria che dovrebbe servire a rasserenare l'ambiente ci sia dall'altro lato un grido d'allarme del patron, il quale è stato fin troppo chiaro. Alessi elogia tutti, poi chiede di abbassare i toni, ma è chiarissimo quando afferma: solo non riesco più a garantire il peso economico del campionato in corso. Ad oggi, tra i tanti discorsi, io ho avuto solo una certezza, cioè che l'unica persona, oltre a me, che è intervenuto economicamente fino a novembre 2016 è stato Marcello Giavarini, il quale per ben 2 volte è intervenuto per salvare l'Acragas, per ultimo nel mese di gennaio, sottoscrivendo insieme a me la fideiussione assicurativa. E a lui mi rivolgo pubblicamente, dice Alessi, per l'ultima volta, nella consapevolezza del suo amore per l'Acragas, affinché faccia un ulteriore atto di responsabilità, intervenendo economicamente per permettere a questo club di concludere dignitosamente il campionato in corso ed evitare un triste epilogo. Per quanto mi riguarda, gli ribadisco la garanzia del mio impegno economico. Voglio invitare tutti, infine, conclude Alessi, per il bene di questa società, ad abbassare i toni, a volte esasperati dalle sue origini licatesi, e a riconoscergli invece il merito di avere avuto un ruolo fondamentale nell'avere permesso alla città di avere una squadra in Lega Pro. Come si vede, per l'Acragas purtroppo non è finito il tempo dell'incertezza.